Brusegana o Padova Ovest, la decisione sarà resa ufficiale entro 48 ore. Per sapere dove sorgerà il nuovo ospedale di Padova, insomma, basta ancora un po' di pazienza. Parola del governatore Luca Zaia in occasione dell'inaugurazione della nuova piastra ospedaliera di Cittadella, che ospiterà pronto soccorso, sale operatorie e pista d'atterraggio per gli elicotteri, con un investimento di 28 milioni. Il nuovo ospedale di Padova, invece, sorgerà a Brusegana, nel terreno messo a disposizione gratuitamente dalla provincia, oppure a Padova Ovest. E tutto fa pensare che si farà proprio qui, non lontano dallo Stadio Euganeo, nella zona proposta e preferita dal Comune. Abbiamo la possibilità di scegliere tra due aree e lasciamolo fare ai tecnici, sapendo che poi loro dovranno anche prevedere anche uno sviluppo futuro dell'ospedale, quindi l'area dovrà essere capiente. La scelta sarà fatta su parametri oggettivi come spazi, possibilità di ampliamento, futuro, costi e posizione geografica. La politica non c'entra, ma ecco perché si pensa di più a Padova Ovest. Io ho messo in mano tutti i tecnici, se qualcuno si è illuso di decidere politicamente si sbaglia. La scelta deve essere tecnica, perché un'operazione che nel futuro varrà circa 1 miliardo di euro non si sceglie perché a me piace così o a me piace colà. Quello di Padova sarà un ospedale da 650 milioni di euro, punto di riferimento del Veneto per la sanità d'eccellenza, e lì dovrebbe sorgere poi anche il campus universitario collegato. Prima però servono i soldi. L'ospedale vale circa 650 milioni di euro, il reperimento sarà con fondi propri e fondi dei privati. Io penso che un giusto mix di queste due fonti di risorse ci permetterà anche di non avere troppi costi finanziari nella realizzazione. Secondo le indiscrezioni, poi, l'altra notizia riguarda l'ospedale Sant'Antonio. A disposizione dei padovani rimarrà comunque una struttura e sarà proprio Sant'Antonio che potrebbe così trasferirsi nell'area lasciata libera dall'attuale ospedale civile, ingrandendosi e rimanendo punto di riferimento.